The comeback. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo venuti a bere un caffè a grado, niente di più, niente di meno. Passiamo sotto all'Hotel Savoy. Piccolo spoiler, sono molto contento oggi perché rientro su strada di Fulvione senza farci troppo gli affaracci suoi. Ha seguito una dieta, un regime alimentare decisamente tosto, ha perso un bel po' di chili, quindi adesso stare con lui in bici sul piano sarà da ridere. Comunque molto contento perché il suo ritorno su strada vuol dire che riprenderemo a fare giri seri. Si va, si Fulvione. Beh, possiamo dire sulle strade del Giro. Sulle strade del Giro. Dopo 45 km a 30,5 di media, torniamo a Monfalcone, lascio Fulvio a casa e vado a vedere il North East Bike Festival. Grande Fulvio. Grazie. No, grazie a te. Ottimo giro. Sì, poi fermate la fermo sinistra un attimo qua. Sì, mi fermo sicuro. Presentando assieme a tutti quanti noi una proposta di legge, no? sulla materia, quindi direi che insomma il sindaco assolutamente se oggi abbiamo questo festival, se abbiamo queste iniziative, che dobbiamo assolutamente al lavoro. Later. Sono a casa, giro finito, ottima uscita con il buon Fulvio, il suo rientro in bici su strada veramente mi ha dato soddisfazione, super orgoglioso di lui, davvero tanto, perché ha fatto dei mesi senza attività fisica. Per uno comunque abituato a muoversi non deve essere facile, e poi la dieta già di suo non è una condizione facile. Mi sono dimenticato di dirvi che oggi ho provato tutto l'outfit completo con pantaloncini, biancheria e maglietta Oxyburn, che fra l'altro sarà identico a tutti gli ABC, lo vedrete in un altro video, forse l'avrete già visto, questo non lo so, perché Oxyburn appunto ha spedito un pacco anche ai ragazzi che pedalano di solito con me, così saremo tutti belli ordinati, precisi per gli eventi e le gare di quest'anno. Perfetto, tanta roba, oggi veramente ho iniziato a sudare solo adesso che mi sono fermato, ero sempre asciuttissimo tutto il giro, mai avuto freddo, mai avuto caldo, e oggi c'era tanta aria, quindi è stata una buona prova. Fra l'altro anche il calzino, che per me è proprio una botta di vita, di solito sono sempre con 4 colori primari. Seguitemi su Instagram se volete aggiornamenti un po' più veloci e puntuali, se no ricordatevi di iscrivervi al canale col tasto qua sotto, lasciate un like o un commento se volete chiedere qualcosa, vi lascio anche i riferimenti di Oxyburn in descrizione. Al prossimo video, ciao!